Un premio ad una personalità illustre della cultura e delle istituzioni. Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, punto di riferimento per la politica e per le istituzioni, è stato accolto a Montagnana durante una cerimonia nella quale il Laboratorio Lirico del Veneto ha consegnato all'onorevole il riconoscimento Una vita per l'opera 2012. Gianni Letta è stato invitato da Federica Morello, consigliere comunale di Montagnana, e dal tenore Cristian Ricci, direttore artistico del Laboratorio Lirico del Veneto. Il suo arrivo ha avuto il sapore di una visita all'attività dell'istituzione musicale, che opera da alcuni anni a livello nazionale ed internazionale per la formazione e il perfezionamento dei giovani nel campo della musica lirica. L'importanza di questa giornata è fondamentale anche per il futuro di una realtà come il Laboratorio Lirico del Veneto. Quest'anno poi ci accingiamo a festeggiare la 10ª edizione del concorso lirico internazionale Giovanni Martinelli e Aureliano Pertine, e la presenza del sottosegretario Gianni Letta non sta altro che a significare quel raggiungimento, quell'attenzione che il nostro laboratorio ha presso le istituzioni. Io credo che Montagnana potrà essere contenta anche per gli anni a venire per mettere nel suo calendario questa giornata storica. Oggi a Montagnana è una grande giornata dove abbiamo ospite l'onorevole Letta, che è venuto a testimoniare l'importanza del lavoro fatto, svolto in questi 10 anni dal maestro Cristian Ricci nell'ambito della cultura, nell'ambito della lirica, che con il suo laboratorio sta ben testimonianza. Ma quello che è importante, credo oggi sia emerso, l'importanza del fare squadra a tutti i livelli, dove noi, terra di provincia, sappiamo ben esprimere i nostri valori nell'interno di un'intera nazione. Le attività infatti del nostro maestro, del nostro direttore artistico sono arrivate a livello provinciale, regionale ma nazionale, e sta esportando anche all'estero la sua attività culturale. Gianni Letta è un personaggio di grande autorità, apprezzato per la sua intelligenza e correttezza, doti riconosciute in modo bipartisan dalla politica, acuto nell'analisi e profondo estimatore dell'arte e del canto. A Montagnana la visita di Letta ha avuto il sapore dell'evento, tante le personalità intervenute con un pubblico entusiasta e attento. Ho sempre ritenuto che la cultura esprimesse il livello di civiltà di un popolo, e l'Italia in questo può insegnare per davvero a tutto il mondo. L'Italia sarà magari la 10ª, la 15ª, chi lo sa, potenza militare del mondo, la 7ª, 8ª, 10ª, chissà che cosa, potenza economica. Non siamo primi in nessun campo tranne uno. Ecco, nella cultura l'Italia è la più grande e più importante potenza mondiale. E io che ho avuto il privilegio di essere, sia pure per poco tempo, ahimè, ministro della cultura di questo paese, ho ricordato un po' i passi. E siccome non l'ho scoperto oggi che la cultura segna il livello di civiltà di un popolo, quando ero presidente del Veneto la delega alla cultura la tenevo per me, proprio perché ritenevo che fosse la più importante. Ci abbiamo creduto in tanti in questo progetto e ne abbiamo fatto bene. Ci ha creduto la Regione, ancora ai tempi in cui ero là a Venezia, ci ha creduto lo Stato, ci ho creduto anch'io quando ero al Ministero dell'Agricoltura, perché abbiamo promozionato tramite il prosciutto la cultura montagnana e la lirica. Ci ha creduto soprattutto Cristian Ricci, ci hanno creduto i ragazzi che con lui sono andati a Roma, hanno incontrato Gianni Letta, hanno trasmesso a Gianni Letta quell'entusiasmo, quella gioia di partecipare a quella che è la più nobile, la più conosciuta, la più caratteristica delle cose italiane, del Made in Italy, il canto. Un anno fa una delegazione di artisti del laboratorio, cappeggiata dal maestro Ricci e dal consigliere Morello, fu accolta a Roma a Palazzo Chigi dall'onorevole Letta, che si dimostrò profondo conoscitore della realtà della provincia italiana e incoraggiò a proseguire nell'impegno artistico e organizzativo con onestà, correttezza e coerenza. Per tutti un'esperienza forte e illuminante. E mi ha fatto perciò un enorme piacere poter venire a dire un grazie al maestro Ricci e ai suoi ragazzi, che ho conosciuto a Roma e che ho apprezzato immediatamente, perché questa è una bellissima realtà che fa onore alla tradizione canora italiana, che fa
onore alla tradizione della cultura oltre che della lirica italiana, che fa onore a una città come Montagnana, che fa onore alla regione Veneto. E ben aveva visto il presidente Galan, al quale giustamente il maestro Ricci ha attribuito il merito di aver capito e sostenuto sin dall'inizio questa realtà. Oggi, al 9° anno, io l'ho scoperta che avevano 4-5 anni la prima volta, ho capito immediatamente l'importanza, perché se è vero che le nostre città d'arte come Montagnana, come lei ci ricordava, sono nel mondo la testimonianza della nostra storia, di una storia secolare, della nostra arte, un patrimonio unico al mondo, della nostra cultura che fortunatamente è stata grande nei secoli passati e è ancora viva, non c'è dubbio che la lirica, il melodramma è la cifra con la quale la cultura e la musica italiana sono note nel mondo. L'Italia è il melodramma e nel mondo si inseguono le opere italiane, così come nel mondo della musica da sempre, da secoli passati, la musica parla italiano. È un esempio quello di Christian Ricci, che merita sostegno. Ecco perché sono venuto oggi a Montagnana, ecco perché quel giorno a Roma vi ho promesso che un giorno sarei venuto, non perché loro debbano fare i ministri come per gioco abbiamo fatto, ma perché loro meritano nel campo che hanno scelto il successo maggiore, quello come Pertile, come Martinelli, come Bergonzi, come Muti, che sono i nomi che il maestro Christian Ricci ha nominato. Ed è un successo che io vi auguro e sono venuto a testimoniarvi qui, ormai non più sottosegretario scadente come ero, ma scaduto, e mi dispiace per essere venuto qui scaduto, ma avevo promesso allora che sarei venuto a dirvi bravi, auguri, e ci sono venuto. Grazie, auguri a tutti. La cerimonia, dopo i saluti istituzionali e la consegna del premio e di un anello creazione del maestro orafo Roberto Tosetto, è stata l'occasione per aprire ufficialmente le attività del Laboratorio Lirico del Veneto, con l'esibizione in concerto degli allievi della sessione primaverile 2012. E nella provincia italiana ci sta una riserva sia di storia che di arte, che di cultura, che di iniziative come questa di Montagnana, che fanno onore alla cultura italiana e alla tradizione del nostro paese. Ho trovato una realtà splendida e se in ogni città, in ogni regione almeno, ci fosse un'iniziativa paragonabile a quella del laboratorio di Montagnana, questo paese vivrebbe meglio, perché avrebbe trovato nella cultura l'antidoto ai veleni di un momento difficile e di una cattiva politica.